Giorgio Pradolino, presidente di Friuli Giulia, so che ci tiene a dirlo. La fiaccola, la torcia, vuole lanciare un messaggio molto chiaro a tutti i giovani e non solo. Allora, intanto ringrazio le professoresse e l'istituto comprensivo di Cervignano che vi hanno portato qua, ragazzi. Vi farò un discorsetto di 3 minuti, perché spero che vi rimanga dentro e lo dite anche ai vostri papà e mamma che cosa avete fatto stamattina. Le ringrazio e le auguro, come dire, che la buona scuola sia buona scuola. Mi fermo qui perché ho insegnato anch'io e so cosa vuol dire cambiare ogni anno le regole, le norme e via avanti. Quindi auguri e grazie per quello che fate per i nostri ragazzi. Ringrazio l'assessore, mi ringrazi anche il sindaco e tutta la comunità e gli amici dei veterani dello sport. Vedete, questi signori hanno uno scudetto sul petto e sono persone che hanno ancora la passione dello sport e lo hanno fatto tanto in gioventù e continuano a farlo e fare promozione per lo sport. Vi ringrazio non solo per aver corso ma perché credono nei valori dello sport. Intanto ragazzi, quanti di voi fanno sport? Che vedo? Quasi tutti. Oh là, quasi tutti. Allora, perché vi abbiamo chiamato qui? Intanto, io sono il vostro capo, per capirci, cioè sono il presidente regionale di tutta la struttura che fa sì che anche voi a Cervignano come negli altri paesi e città della nostra regione possono fare attività sportive. Sono il capo di tutte le associazioni sportive e abbiamo voluto avere questa finale del trofeo CONI. Allora, che cos'è sto CONI? Sto CONI è il Comitato Olimpico, qualcuno aveva visto giusto i 5 cerchi olimpici, vedete là, cioè quelli che organizzano le Olimpiadi che ci saranno il prossimo anno a Rio de Janeiro. Poi c'è lo scudetto del nostro paese, scudetto Italia, come vedete. Vengono tutti questi ragazzi e fanno tanti sport. Uno di questi sport, palatamburello molto particolare, che non è seguito nella nostra regione, viene fatto a Cervignano. Allora, che cosa abbiamo voluto fare con questa semplice manifestazione? Spiegare a voi ragazzi, e lo ditelo anche alle vostre famiglie, che noi crediamo molto ai valori e a quanto bene fa chi fa attività sportiva e quindi noi speriamo e crediamo che anche con questa manifestazione si crei entusiasmo e voi continuate a fare attività sportiva. Seconda cosa che volevo dirvi è questa fiaccola che noi impropriamente chiamiamo fiaccola olimpica, che è quella delle Olimpiadi. Questa non è quella delle Olimpiadi, questa l'abbiamo accesa 3 giorni fa, qualcuno forse lo conosce, nel Sacrario di Re di Puglia. Sapete cos'è il Sacrario di Re di Puglia? Ecco, lo sapete. Là sono sepolti 100.000 giovani italiani morti, lì vicino a Re di Puglia 30.000 austro-ungarici. 100 anni fa, proprio qui a Cervignano, si è tirato il primo tiro di schioppio qua e proprio per l'inizio 100 anni fa della prima grande guerra. Allora abbiamo voluto, lo dico anche agli insegnanti, prendere quella fiaccola, portarla a voi ragazzi e portarla giovedì quando cominciamo l'iniziativa a Cervignano, che faremo una bella festa eccetera, trasformarla da fiaccola del ricordo, della riconoscenza della morte di questi giovani nella fiaccola della vita, della gioventù e del divertimento e della gioia che anche non solo, ma anche attraverso lo sport voi potete avere. Quindi vogliamo che si ricordi cosa è successo 100 anni fa, ma soprattutto con la speranza che non succeda più, di non vedere più le guerre non solo in Europa ma anche nel resto del mondo e che voi giovani vi entusiasmate e vi divertiate giocando e facendo sport. Questo è il messaggio che noi abbiamo voluto fare con la massima semplicità, coinvolgendo le amministrazioni, le scuole e gli amici di veterani dello sport. Per questo io vi ringrazio, venite sabato a vedere questi ragazzi che vengono da tutta Italia, che hanno la vostra età, ragazzi e ragazze, che si divertono facendo sport come voi lo state facendo qui a Cervignano. Finisco, ricordatevi però che il primo vostro impegno, qual è il primo vostro impegno? Bravo, la scuola, va bene? Quindi prima far bene a scuola e dopo far bene sport e vedrete, e noi ne siamo la testimonianza,
chi fa bene a scuola fa anche bene nello sport, chi fa bene nello sport fa anche bene a scuola. Auguri, buon